Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Il web non è il medico di fiducia, il presidente Mattarella interviene sulla morte di Margaret, deceduta durante un intervento di rinoplastica. Intanto la magistratura continua ad indagare nello studio medico romano. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della neonata appena data alla luce al Garibaldi Inesima di Catania. Il legale della famiglia al TG Sicilia. Vogliamo capire. Intanto migliorano le condizioni della madre ricoverata in terapia intensiva. Lacrime e fango a Torre Archirafi, dove a distanza di 3 giorni dall'alluvione si lavora per liberare case, garage e cantine. Gli abitanti puntano il dito contro la cementificazione del torrente Babbo. Non possiamo più aspettare. A Comiso la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto per avere più collegamenti. Intanto la SAC annuncia dalla Regione 3 milioni di euro per lo scalo. A Catania i residenti invocano da anni interventi di potatura al largo Bordighera, dove gli alberi raggiungono i piani alti. Pericoli anche sulla Viale Fleming e sulla circonvallazione. Pasta, latte, alimenti per l'infanzia, volontari in azione in tutta Italia per la giornata della colletta alimentare. In Sicilia sostenute 300.000 famiglie in difficoltà. A Modica passato e presente si incontrano nella cavalleria rusticana e 12 anni dopo. All'opera di Mascagni si affianca un innovativo sequel che apre una porta sulla speranza e il perdono. Infine il calcio, la Serie C, il Catania vince il derby con il Trapani e supera la fase negativa. Per i rossazzurri decisivi Castellini e Inglese. Domani in trasferta, scontro salvezza per il Messina contro l'Altamura. Il web non è il medico di fiducia. Queste le parole del Presidente della Repubblica, intervenuto sulla vicenda della 22enne Margaret di Lentini, morta dopo un intervento estetico al naso effettuato in un centro medico scovato sui social. Le indagini della magistratura per verificare se lo studio medico avesse le autorizzazioni necessarie. Orazio Longo. 4 ore è durata l'autopsia, ma ci vorranno i risultati dei test tossicologici e istologici per chiarire i motivi per cui Margaret è morta. La 22enne di Lentini, in provincia di Siracusa, deceduta lo scorso 7 novembre dopo un intervento estetico al naso. Quello che si sa per adesso è che la ragazza è morta in un quadro di sofferenza acuta. L'intervento era avvenuto in uno studio medico di Roma, trovato e contattato tramite i social. Il dubbio a posteriori è che la struttura non avesse l'autorizzazione per effettuare quel tipo di attività. Già l'anno scorso era stato scritto un esposto anonimo per segnalare che lì si effettuavano operazioni più invasive di quanto fosse consentito a un laboratorio di medicina estetica, ma dopo i controlli degli inquirenti non era saltato fuori nulla. Il governatore del Lazio ricorda che nel 2008 lo studio era stato trovato privo di alcune autorizzazioni e inoltre uno dei medici, laureatosi all'estero col titolo poi convertito, non avrebbe però completato la specializzazione. I legali contestano la ricostruzione fatta, opponendo all'ipotesi di intervento di rinoplastica quella di avere praticato una tecnica più leggera non chirurgica di rinofiller regolarmente autorizzata. Questo sarà tutto da capire. Intanto il GIP ha convalidato il sequestro preventivo del centro per il rischio di reiterazione del reato. Tra le anomalie non sarebbe stato trovato il consenso informato. Gli inquirenti stanno analizzando il cellulare della ragazza per ricostruire gli accordi che prevedevano una cifra di circa 2.800 euro per un intervento che sarebbe dovuto durare una ventina di minuti. E mentre i genitori distrutti dal dolore lanciano un appello affinché nessuno più possa essere vittima di quanto accaduto alla loro figlia, arriva il monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Il web, dice, non è il medico di fiducia. C'è il rischio di farsi catturare dallo smartphone e di diventare prigionieri di un mondo che non corrisponde alla realtà. E adesso parliamo del caso della neonata morta al Garibaldi Inesima di Catania. Si attende la nomina del medico legale per effettuare l'autopsia sul corpicino della bambina appena data alla luce giovedì. Appunto subito dopo il parto. Migliorano intanto le condizioni della madre, che è ricoverata in terapia intensiva. Il legale della famiglia ai nostri microfoni dice: vogliamo capire. Sentiamo.
Si terrà la prossima settimana l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione della cartella clinica e al sequestro della salma e molto probabilmente si eseguirà una integrazione della denuncia già presentata appena la mamma della bambina uscirà dalla terapia intensiva. Stiamo cercando di acquisire tutta la documentazione relativa a questo nefasto evento. Naturalmente dobbiamo aspettare quelli che sono i tempi per l'affidamento per il medico legale per effettuare naturalmente i rilievi autoptici e stiamo nominando anche un medico di parte. Secondo la legale bisognerà anche capire perché il personale medico abbia atteso per il parto naturale quando, visto il passare del tempo, si poteva forse pensare a una soluzione alternativa. La piccola è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia al momento della nascita, avvenuta naturalmente al completamento delle 40 settimane di gestazione. Sarebbe apparsa ipotonica e asfittica e sarebbe stata subito trasferita nella culla termica dove però è morta. Ai primi controlli non sarebbero emerse anomalie né sul feto né sulle condizioni fisiche della partoriente. Tutto da capire quindi il motivo della prematura e improvvisa tragica scomparsa dopo un travaglio durato 24 ore, sotto shock i familiari che chiedono giustizia. È stato assolto per non aver commesso il fatto Luciano Valvo, il 58enne imputato per concorso nell'omicidio di Carmelina Marino, una delle due donne uccise a riposto nel febbraio dello scorso anno da Salvatore Lamotta, che poi si suicidò con un colpo di pistola davanti alla caserma dei Carabinieri. Secondo l'accusa, l'uomo aveva avuto un ruolo attivo nell'uccisione della donna, poiché a bordo della propria auto aveva accompagnato l'omicida sul lungomare di Riposto, luogo del delitto, e subito dopo lo aveva portato lontano dalla scena del crimine. Santa Castorina invece fu la vittima del secondo femminicidio, avvenuto subito dopo in via Roma. Nessun ruolo era stato contestato a Valvo per questo secondo delitto. E adesso, a proposito di Riposto, ritorniamo in questi comuni duramente colpiti dall'alluvione di pochi giorni fa. Siamo tornati esattamente a Torre Archirafi, dove a distanza di 3 giorni si lavora per liberare case, cantine e garage. Gli abitanti chiedono aiuto e puntano il dito contro la cementificazione del torrente Babbo. Tonino De Mana. Si abbracciano e si fanno coraggio a vicenda, scarpe e mani sporche di fango che dopo 3 giorni ricopre ogni cosa. L'alluvione tra Giarre e Riposto ha colpito duro ancora una volta in un territorio bello, fragile e reso vulnerabile dalla cementificazione selvaggia. Case e villette costruite attorno ai torrenti, come in via Carmelo D'Urso a Torre Archirafi. Qui la forza dell'acqua ha distrutto tutto, ha abbattuto muri, trascinato auto, invaso cantinati, fino a raggiungere i 2 metri d'altezza. Si ripete sempre qua, no? Non c'è possibilità di rimediare. Ma voi siete al corrente di abitare a ridosso di un torrente? Qua, queste case qua neanche lo dovevano fare, con il torrente che abbiamo vicino. Disperati totali, disperati. Quando piove non si dorme, non si vive più. Sicuramente la cementificazione. No, non è normale cementificare i torrenti, tutta questa invasione non è normale. Oltre il catastrofico non credo che si possa definire. E poi ovviamente lo sforzo fisico passa un po' in secondo piano quando si vedono determinati affetti dentro casa. Si cerca di recuperare quel che si può, si va avanti e indietro e dopo l'acqua si rimuovono fango, detriti e macerie perché la bomba d'acqua ha sventrato ogni cosa. E lavorano sotto lo sguardo di tanti curiosi anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che prima di rimuovere le macchine finite in mare setacciano il fondale. Un cenno ed un urlo rompono il silenzio. Attenzione, qui c'è un'altra macchina. A questo punto la terza, finita nelle acque dello Ionio. E il maltempo sarà uno dei temi della nuova puntata della trasmissione Il Punto, l'approfondimento curato e condotto da Luca Ciliberti, in onda oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 e alle 23 su Antenna Sicilia. Analisi, testimonianze e immagini inediti della zona ionica colpita appunto dall'ultimo nubifragio. Si parlerà anche di giustizia e di magistratura con il procuratore Sebastiano Ardita. Tra gli ospiti ci sono anche il deputato regionale Ismaele
Daniele Lavardera, che replicherà e racconterà la sua versione dei fatti sul caso Auteri e sulle minacce ricevute all'ARS, ma anche sulla questione ben più delicata che riguarda i contributi a pioggia che la Regione siciliana devolve alle associazioni del teatro e dello spettacolo. Quindi appuntamento a più tardi. E intanto noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. La Regione stanzia 3 milioni di euro per l'aeroporto di Comiso, ma questa mattina davanti allo scalo Ibleo è andata in scena la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo appunto dell'aeroporto. Non possiamo più aspettare, dicono i manifestanti. Veronica Barbarino. C'è chi festeggia il 1 milione di passeggeri raggiunto quest'anno e chi protesta. È il paradosso degli aeroporti minori in Sicilia. Trapani gioisce, mentre Comiso lamenta il ridotto numero di voli e un aeroporto deserto, malgrado la Regione abbia stanziato 3 milioni di euro per lo sviluppo dello stesso, oltre al progetto Cargo. Scoppia quindi la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso per ribadire la necessità di poter contare su una struttura con più collegamenti. Uniti per chiedere voli e servizi per il nostro territorio. Non possiamo più aspettare, recita lo slogan scelto per invitare quanto più gente possibile, associazioni e partiti politici alla manifestazione. Noi vogliamo voli e passeggeri, vogliamo che questo aeroporto abbia una propria autonomia. Siamo qui per testimoniare ancora una volta che questo è un aeroporto assolutamente abbandonato, non può essere tenuto chiuso, non può essere bloccato da una società di gestione che matrigna rispetto all'aeroporto di Comiso. Non tutti i sindaci Blei erano presenti, in quanto sulle prospettive, le oggettive difficoltà, ma anche sui progetti futuri ed imminenti, i rappresentanti della provincia di Ragusa incontreranno i vertici di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e i suoi direttori commerciali giorno 27 novembre. È volontà creare un tavolo tecnico permanente a cadenza costante, affinché il diritto alla mobilità dei residenti del sud e del sud-est dell'isola possa essere in buona parte soddisfatto. Non si è fermato all'ALT per sfuggire al posto di blocco dei carabinieri, ha imboccato contromano l'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Per fermare la fuga di un giovane di 26 anni è stato necessario l'intervento di più equipaggi dei carabinieri. Il giovane tra l'altro era in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana. È morto in ospedale Vincenzo Compagnone, il ventenne che lo scorso ottobre è precipitato da una scogliera a Terrasini. Dopo l'incidente il giovane è stato ricoverato alla Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo ed era in condizioni già molto gravi. E adesso a Catania parliamo delle proteste dei residenti che da anni invocano interventi di potatura al largo Bordighera, dove gli alberi raggiungono i piani alti delle case. Segnalati anche pericoli sulla Viale Fleming e sulla circonvallazione. Vediamo. Raggiungono i piani alti delle case, invadono i marciapiedi, coprono persino le lampade dell'illuminazione pubblica. Largo Bordighera è il classico esempio che la cura del verde a Catania fa acqua da tutte le parti e poco importa se a lamentarsi siano decine e decine di cittadini. Tanto gli interventi di manutenzione sono rari e si fanno attendere da anni, come riferisce questo residente che, esasperato, si è rivolto alla nostra redazione. In questa piazza l'ultima potatura è stata fatta nel 2020. Non riesco mai a parlare con quella che è la GEMA, la Multiservizi, a tutte queste società che si occupano di questo. Avete visto il palo della luce dentro gli alberi. Quale senso ha sprecare questa luce? Tanti messaggi alla linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Un nostro telespettatore ha denunciato la presenza di un grosso albero spontaneo nel sottopasso di Viale Fleming ed è rammaricato l'autore della segnalazione, che si rivolge al sindaco trantino, il quale durante un focus ospite di Michele Cucuzza aveva detto che l'arbusto era stato rimosso. L'albero è invece vivo e vegeto, ha scritto il signor Antonio. Le hanno dato info sbagliate, a meno che, in Calzeronico, l'albero è stato rimosso e qualche incivile di notte lo ha rimesso lì. Ed è lì, purtroppo e pericolosamente, una palma piantata nello spartitraffico, le cui foglie invadono la circonvolazione, rappresentando, specie al buio, un serio pericolo principalmente per chi utilizza i mezzi a due ruote. L'SOS arriva dal Viale Odorico da Pordenone. In questo caso basta poco per evitare guai peggiori.
E adesso cambiamo argomento, si celebra oggi la giornata nazionale della colletta alimentare che si svolge in tutta Italia in oltre 11.600 supermercati. In Sicilia il Banco Alimentare sostiene 300.000 famiglie attraverso 720 strutture caritative sul territorio. Desiree Ferlito. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo a fare la spesa nella giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge oggi in tutta Italia per oltre 11.600 supermercati. Un aiuto concreto per chi ha bisogno, e questo è l'obiettivo del Banco Alimentare, che sostiene 300.000 famiglie siciliane attraverso 720 strutture caritative sul territorio. Banco Alimentare è il recupero dalle industrie del cibo in eccedenza, viene immagazzinato da noi e poi distribuito a chi non ne ha. È il recupero dalle navi da crociera, è il recupero dai sequestri di cibo eccetera, è supporto alle aziende nei temi della sostenibilità, per cui il banco è aiuto alimentare a tutto tondo. Sono dati allarmanti quelli registrati dalla Caritas, che fanno il paio con il recente rapporto Istat sulla povertà, che segnala un aumento delle famiglie a reddito zero. Se questa solidarietà riuscissimo noi a rivolgerla a chi è meno fortunato ogni giorno, senza attendere che vi sia magari la colletta del Banco Alimentare, e cercando di dare delle risposte a chi ha bisogno, credo che poi staremmo tutti meglio. Pasta, latte, prodotti scatola, olio, alimenti per l'infanzia. Sono tantissimi gli scatoloni organizzati per categoria dopo l'acquisto dei cittadini dai volontari, il vero motore dell'iniziativa. Se ognuno di noi magari riuscisse a fare chiaramente quota parte, la propria parte, scusate il gioco di parole, e potesse dare il proprio contributo, magari riusciremmo a avere dei dati anche più confortanti ed essere più vicini alle famiglie. Sono oltre 900.000 pasti donati in Sicilia nell'edizione del 2023, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, per una Sicilia sempre più generosa. E purtroppo in Sicilia sono troppi i morti sulle strade e spesso si tratta di giovani. A Siracusa i ragazzi del liceo Corbino hanno organizzato un incontro con la polizia stradale per sensibilizzare tutti sull'importanza della sicurezza. Sentiamo Francesca Loi. Emanuele, Chiara, Maddalena sono soltanto alcuni nomi dei tanti giovani che hanno perso la vita in strada. Chi attraversava sulle strisce, chi era in auto o in moto e poi non è più tornato a casa. Sono le vittime della strada in continuo aumento, una scia di sangue che va fermata anche sensibilizzando i giovani. Bisogna insistere sulla diffusione del messaggio di sicurezza e del rispetto delle regole. Ancora la velocità alla guida, la distrazione sono cause purtroppo che comportano numerosi incidenti stradali. E sono proprio i ragazzi che hanno organizzato questo incontro con la polizia stradale. A Siracusa la notte di Halloween si è trasformata in tragedia. Gabriele, 18 anni, stava rientrando a casa, ma il suo viaggio, quello della vita, si è fermato con una caduta dallo scooter. Un dolore che non si potrà mai cancellare. Come quello che prova lei, Deborah Lentini. 9 anni fa ha perso il suo Stefano, 17 anni. Oggi lotta sul campo per dire basta a queste tragedie. Fermiamoci a pensare. Tutti, non solo i ragazzi, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per dire basta alle violenze sulle strade e per dire vittime zero. Ma il tema della sicurezza stradale passa anche attraverso il cinema. I ragazzi hanno visto Young Europe, un film del 2012 che racconta la storia di giovani europei, tutti accomunati da un incidente stradale che cambierà per sempre la loro vita. Parola d'ordine ogni giorno deve essere prudenza. E adesso lo spettacolo sul palco del Teatro Garibaldi di Monica. Passato e presente si incontrano nella Cavalleria Rusticana e 12 anni dopo. Veronica Barbarino. Siamo a Vizzini ed è il giorno di Pasqua di 12 anni dopo la tragica vicenda di Cavalleria Rusticana. Ci sono Gna Lucia e Santuzza, la mamma e l'amata di Turiddu. C'è il figlio Turidduzzo, un ragazzino inquieto e sofferente denigrato dai suoi coetanei. Ci sono anche Lola e compare Alfio, appena uscito di prigione. Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, passato e presente si incontrano nella Cavalleria Rusticana e 12 anni dopo. Un progetto inedito che vede la storica opera di Pietro Mascagni ispirata dalla novella di Giovanni Verga, affiancata da
un innovativo sequel, frutto della collaborazione con il Teatro Goldoni di Livorno. A consacrare la nuova opera, che si ispira all'omonimo dramma popolare di Giovanni Grasso del 1917, Uia Farinelli Mascagni, pronipote del maestro Mascagni. Operazione nuova, questo per non fare sempre Mascagni con Pagliacci e Leoncavallo, diciamo sempre tradizione. Oggi io penso da lassù sarà felice di vedere che un altro giovane maestro si cimenta e sfida la grande tradizione. Una narrazione intensa che apre una porta sulla speranza e il perdono. Non è mancato poi un momento dedicato al ricordo dell'artista e dell'uomo che Mascagni è stato. Dava i tempi e andava contro le regole troppo rigide. È stato un uomo sempre molto affettuoso, molto affettivo anche con le orchestre, era un carattere aperto, gioviale, molto scherzoso, ironico, stando spesso lontano in tournée, perché lui è stato anche un direttore d'orchestra, era spesso fuori e si sentiva anche un po' in colpa con questi figli, quando tornava li viziava. E mia nonna mi raccontava che è stato un padre poco presente ma di qualità. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Partiamo dal derby che è stato giocato nell'anticipo di ieri, Catania-Trapani, con il Catania che vince dopo un mese di digiuno. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, partiamo con la Serie C, il Catania che vince per 2-1 con il Trapani e interrompe la striscia negativa. Decisivi Castellini e Inglese, Granata incisivi soltanto nella parte iniziale della ripresa. Ma ci dice tutto Marco Carli. Era un derby ad alta tensione e la tensione questa volta fa bene al Catania. Succede quando riesce ad aggiungere il coraggio. Toscano, privo di 6 elementi, schiera una squadra d'attacco con 2 punti e un trequartista. Il risultato è il dominio della seconda parte del primo tempo che culmina a pochi istanti dall'intervallo nel gol di Castellini che sorprende Seculin con un pallonetto vincente. I rossazzurri avevano sfiorato la rete in altre occasioni con Stoppa che trova sulla sua strada il portiere del Trapani. La sfida si ripete poco dopo la mezz'ora e la vince ancora l'estremo difensore Granata. Quando poi Raimo spreca un passo dalla porta, sembrano concretizzarsi i fantasmi della partita col Messina, ma ci pensa Castellini a scacciarli. Questi giorni ragazzi ho visto negli occhi la voglia di ritornare a vincere, regalare ai nostri tifosi questa vittoria e questo derby. Potevamo chiuderla con il rigore e soffrire di meno, però devo fare i complimenti ai ragazzi che veramente hanno gli attributi, perché venire da un periodo del genere e rispondere così devi avere gli attributi, questi ragazzi ce l'hanno. Il Trapani rientra col piglio giusto ad inizio riprese e trova il pari con Celiento. Il Catania potrebbe subire il momento, ma la spinta Granata dopo l'1-1 si affievolisce. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo stati cinici e fortunati a sfruttarle per cercare di trovare il pareggio che a mio avviso credo che sarebbe stato il risultato più giusto. Il Catania riprende a costruire il trequartista che lavora negli spazi aiuta, soprattutto se si chiama Stoppa, che innesca così Inglese per il 2-1 e la sesta marcatura stagionale dell'attaccante. Poi è sempre Stoppa a procurarsi il rigore che Castellini calcia alle stelle dopo essere scivolato. Poteva essere il colpo del KO, ma il Trapani non riesce comunque ad approfittare dell'errore del capitano etneo. Il Catania interrompe la serie nera e guarda con più fiducia al futuro. Il Trapani ha raccolto 4 punti nelle ultime 5, troppo poco per una squadra con ambizioni. Messina domani in campo al San Nicola di Bari contro l'Altamura per il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza. Modica recupera Salvo e Petrucci, ma non avrà a disposizione lo squalificato Frisen. Francesco Triolo. Il Messina si prepara a viaggiare alla Volta di Bari, dove domani affronterà il team Altamura in una di quelle sfide da catalogare come scontro salvezza. Stanno meglio i pugliesi, lo dice la classifica, lo dice il momento delle due squadre. Quella di Di Donato è reduce dal pareggio in Torre del Greco e vanta 5 risultati utili consecutivi, anche se arriva da 3 pareggi consecutivi. Dopo l'inizio difficoltoso in campionato, dopo aver perso le prime 4 gare stagionali, i pugliesi adesso hanno risalito la china. Nelle ultime 10 giornate hanno subito soltanto 2 KO e hanno 3 punti in più dei peloritani. A trascinarli Vito Leonetti, ex della partita, autore sin qui di 8 gol e assegno in 4 delle ultime 5 partite contro Latina, Casertana, Potenza e Turris.
Per il Messina è il primo di 4 scontri diretti, infatti nelle ultime 5 partite che restano del girone d'andata i biancoscudati successivamente affronteranno Turris, Foggia e Juventus Next Gen, tutte squadre che lottano per la salvezza. Intanto però c'è da pensare alla gara di domani pomeriggio sul neutro del San Nicola. Il tecnico Giacomo Modica recupera in difesa Salvo dopo la squalifica e spera di recuperare anche Anatriello, rimasto in panchina nell'ultima gara contro il Giuliano, e in mezzo potrebbe tornare dopo 6 giornate di assenza Petrucci, anche se il condizionale è d'obbligo, considerati i postumi della pubalgia che lo ha tenuto fermo per quasi un mese. Il rientro del centrocampista è fondamentale perché mancherà per squalifica Frisenna. Serve, a prescindere da tutto, una prestazione di carattere se si vorrà risalire la classifica. E adesso la Serie B, sosta di campionato per il Palermo, rosanero, che torneranno in campo domenica 24 novembre al Barbera contro la Samp. La sosta darà una nuova identità al Palermo, un interrogativo che i tifosi sperano possa diventare invece una risposta. I rosanero deludenti fino adesso lavorano in quel di Torretta in vista della ripresa del campionato. Palermo atteso dalla sfida del 24 novembre al Barbera contro la Sampdoria, una gara che diventa spartiacque. Il Palermo ha assoluta necessità di vincere per rimettersi in carreggiata dopo un trend decisamente altalenante. Dionisi dovrebbe confermare il modulo, ovvero il 4-3-3. Ma potrebbero esserci novità sugli uomini, con Brunori voglioso di tornare titolare. Proprio l'attacco rappresenta una delle emergenze in casa rosanero, con il Ramadan di gol legato alla scarsa vena sotto porta di attaccanti ed esterni offensivi. Il Palermo è infatti la quarta peggiore formazione della Serie B per percentuale di gol messi a segno in base ai tiri tentati. In pratica i rosanero hanno raccolto fino a questo momento solamente il 5,3% di gol rispetto a tutte le volte che ci hanno provato. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione ritorna più tardi alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.